Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori a tradizione presentiamo la ricetta insalata fredda di riso con pomodorini, olive taggiasche e zucchine. Ingredienti per 4 persone: 200 g di riso parboiled, 100 g di pomodorini, 50 g di olive taggiasche, 50 g di zucchine, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e prezzemolo tritato. Allora, per prima cosa mettiamo all'interno della nostra acqua bollente il nostro riso a cuocere e nel frattempo iniziamo a prepararci il condimento per la nostra insalata. Il nostro pomodorino a cubetti, mischiamo tutto insieme all'interno di una bacinella, aggiungiamo anche le nostre olive taggiasche, magari spezzettate, e condiamo con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e prezzemolo tritato. Appena il nostro riso è cotto lo possiamo scolare e lo facciamo raffreddare e successivamente lo aggiungeremo all'interno del nostro condimento. Abbiamo unito il nostro riso al nostro condimento, dopodiché lo mettiamo all'interno di un nostro stampino pressandolo in modo da poter realizzare una forma compatta e lo mettiamo all'interno del nostro piatto. Sformiamo e spolverizziamo un poco con del prezzemolo tritato. Il piatto è pronto.